ritrovamento in casa di un ordigno bellico in via Goldoni, vicenda a lieto fine nel pomeriggio. Grazie agli artificieri scoprono si tratta di una riproduzione. Ho visto che lo tenevano fermo e lo picchiavano. Il consigliere comunale del PD veneziano Alberto Ticozzi tra i testimoni del pestaggio di un 29enne veneziano scambiato per un borseggiatore da turisti. L'esasperazione del fenomeno in città. Ha fornito false informazioni per ottenere 75.000 euro di contributi dal comune di Jesolo, denunciata la rappresentante di una società sportiva di ginnastica artistica. Dovrà pagare 160.000 euro tra sanzioni e dazi doganali una passeggera bulgara atterrata da Varsavia all'aeroporto Marco Polo con 1.600 pacchetti di sigarette di contrabbando. 34enne moldavo arrestato giovedì scorso a Jesolo per rapina impropria, ma oggi liberato in attesa del processo perché incensurato. Ancora record di ascolti per Media Nord-Est, che ha raccontato tutto lo sfilamento di Belluno in diretta a partire dal sabato per poi far registrare picchi di ascolto durante il passaggio delle penne nere. Venezia ha rinnovato l'appuntamento con l'Art Night, l'iniziativa che unisce tutte le grandi istituzioni culturali cittadine con 161 eventi che hanno coinvolto l'intero comune. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati. Partiamo come sempre ogni lunedì sera dal sondaggio che caratterizza la puntata di questa sera di Ring dedicato alla riforma della giustizia. Il quesito che vi poniamo è questo: giusto limitare la pubblicazione delle intercettazioni? Rispondeteci attraverso una telefonata che ricordo essere gratuita. Per il sì dovete comporre lo 0422 16 26 691, per il no lo 0422 16 26 690. E andiamo a Spinea. In casa è stato ritrovato un residuato bellico e poi è stata scoperta pure una fuga di gas. Paura questa mattina in via Goldoni. Fortunatamente l'ordigno era una riproduzione. Una granata ritrovata questa mattina facendo le pulizie, associata poi alla scoperta successiva di una fuga di gas. Paura questa mattina qui al civico 8 di via Goldoni a Spinea. Alle 9 del mattino a chiamare i carabinieri e allertati i vigili del fuoco la proprietaria della villetta, la signora Lorena, ricordatasi dell'ordigno bellico conservato da lei e dal marito per 40 anni e di cui ne aveva completamente dimenticato l'esistenza, fino a questa mattina, quando, recatasi al magazzino degli attrezzi che si trova sul retro della villetta, spolverando, racconta, lo ha visto lì chiuso in una teca. Da qui il ricordo a ritroso di quando ventenne, insieme al marito, lo ricevette come regalo da un oste dopo un pranzo lungo le foci del Piave. E sebbene all'epoca le rassicurazioni sul fatto che la granata fosse inoffensiva l'avessero convinta, oggi, alla vista di quell'ordigno, il pensiero è corso subito verso il figlio 35enne che vive con lei, ricordando il fatto di cronaca di quanto accaduto ai primi del mese corrente a Gallio, con la morte del coetaneo del figlio, Riccardo Baù, ucciso proprio da un residuato bellico in seguito all'esplosione avvenuta nel cantiere dell'abitazione di famiglia. Quindi la decisione di accertarsi dell'inoffensività o meno della bomba, come se non bastasse la scoperta dei vigili del fuoco solo stamane della perdita di gas, subito riparata. Immediato il tam tam tra i vicini di casa. Adesso siamo molto preoccupati. Lui poteva scoppiare da un momento all'altro, però no, è che qui è un posto di cacciatori, sono pieni di armi, questi qua è un posto da molto mica tanto, così è pericoloso. A parte che potrebbe essere inerte e non funzionante dagli anni che si ha. Comunque sono cose che capitano. Alla fine, l'arrivo nel pomeriggio degli artificieri dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnaro ha letteralmente fatto tirare a tutti un respiro di grande sollievo. L'ordigno è un falso d'autore, una riproduzione senza esplosivo. È stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni il veneziano che è stato picchiato da alcuni turisti che lo accusavano di essere un borseggiatore. La violenta aggressione ieri pomeriggio vicino all'Accademia. C'era una comitiva di turisti, presumibilmente sudamericani, che stavano tenendo fermo un ragazzo
che poi ho scoperto un ragazzo veneziano, e mentre lo tenevano fermo, mentre sono arrivato ho visto che uno di questi gli ha sferrato, nonostante il ragazzo fosse inerme, un calcio in faccia in modo abbastanza brutale. Il consigliere comunale Paolo Ticozzi è ancora scosso dalla scena a cui è assistito casualmente domenica. Un giovane veneziano, scambiato per un borseggiatore da un gruppo di turisti, è stato bloccato a terra e picchiato in pieno pomeriggio a dorso duro. Un'aggressione violenta, secondo alcuni termometro della tensione che si respira in città, con bande di borseggiatori che scorrazzano lungo tutti gli itinerari più affollati tra l'altro da fiumi di turisti di ogni genere. Questa cala piuttosto stretta proviene dal ponte dell'Accademia, dopodiché proseguendo si arriva a Santa Margherita e quindi a Piazzale Rome alla stazione. Questa di dorso duro è una delle direttive principali che percorrono migliaia di turisti al giorno, ed è qui, in questo punto, che si è verificata l'aggressione che ha avuto come vittima un giovane veneziano. Finché io arrivavo ho sentito delle forti urla che in parte erano anche di persone che stavano assistendo e che chiedevano di fermarsi a queste persone che stavano facendo il pestaggio. Quando poi sono arrivato, appunto, io la scena che mi si è impressa nella mente è stato questo calcio in faccia al ragazzo, veramente brutale, era inerme, era bloccato, non c'era motivo, è stato davvero un eccesso di, non si può neanche dire legittima difesa, ma una reazione spropositata. Immediatamente allertati, forze dell'ordine e sanitari sono intervenuti in poco tempo. Secondo alcuni presenti, tra l'altro in zona, erano state appena viste 2 note borseggiatrici. Il giovane è stato dimesso con una prognosi di una trentina di giorni per le conseguenze dei traumi subiti durante l'aggressione. False informazioni per ottenere un contributo, pensate, di 75.000 euro da parte dell'amministrazione di Jesolo, denunciata la rappresentante legale di una società sportiva di ginnastica artistica trevigiana. Abbiamo individuato un'associazione sportiva trevigiana che ha partecipato a un festival di ginnastica artistica organizzato annualmente dal comune di Jesolo. Per 3 distinte edizioni l'associazione ha omesso di indicare una parte dei ricavi, ottenendo così contributi per singolo anno pari a 25.000 euro. Un totale di 75.000 euro, quello elargito dal comune di Jesolo. Contributi pubblici erogati ad una società sportiva trevigiana in occasione della gara annuale di ginnastica artistica che ha luogo nella città marittima. La società dal 2017 al 2019, non dichiarando gli incassi reali ottenuti dalla vendita di biglietti, abbonamenti e prevendite, è riuscita in tal modo ad ottenere oltre 100.000 euro. Quindi abbiamo segnalato la presidente dell'associazione per 2 distinti reati: il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, punito fino a 3 anni di reclusione, e il reato di sostituzione di persona, punito fino a 1 anno di reclusione. Segnalata anche per reato di sostituzione di persona, perché dalle indagini è emerso che una delle richieste di contributo mosse al comune del Veneziano è stata emanata quando la donna non ricopriva più l'incarico di presidente dell'associazione. Comune di Jesolo pronto a costituirsi parte civile perché la giustizia possa fare il suo corso, così ha detto il sindaco De Zotti. Abbiamo appreso dei risultati di questa indagine della Guardia di Finanza ed ovviamente siamo sorpresi rispetto a quanto successo. Attendiamo gli sviluppi e le evidenze delle indagini, appunto, per poi esprimere un giudizio. Ha appreso soltanto oggi delle indagini in corso dei finanzieri in merito al raggiro dell'Associazione Sportiva Trevigiana ai danni del suo comune. Racconta l'attuale sindaco di Jesolo la truffa riconducibile alla gestione precedente alla sua, per la quale ora attende la giustizia faccia il suo corso. Ovviamente nel caso in cui dovesse essere confermata questa condotta e quindi anche un dolo nei confronti dell'amministrazione comunale di Jesolo, non potremo che trarne le conseguenze e fare tutte le azioni del caso. Il comune di Jesolo, sempre attento con controlli e rendiconti contro eventuali malversazioni e abusi visti, dice il sindaco, i contributi erogati per i tanti eventi e manifestazioni patrocinati. Ovviamente purtroppo non tutto può passare al vaglio appunto dei controlli, però siamo molto efficaci, quindi possiamo dire che anche risultasse vero che sono stati fatti
degli abusi rispetto ai contributi del comune, si tratta comunque di episodi limitati e per i quali ovviamente anche nel buon nome della città e di tutti quelli che organizzano eventi con la massima serietà cercheremo di essere molto chiari nel chiederne il pagamento delle conseguenze. 160.000 euro di multa per una passeggera bulgara atterrata da Varsavia all'aeroporto Marco Polo con 1.600 pacchetti di sigarette di contrabbando. È atterrata all'aeroporto di Venezia con 32 kg di sigarette nei bagagli, un quantitativo ingiustificabile anche per il più accanito dei fumatori, tanto che per evitare i controlli di Guardia di Finanza e doganieri, la donna, di nazionalità bulgara e proveniente da Varsavia, aveva provato a confondersi con un numeroso gruppo di stranieri. Dentro ai suoi bagagli sono stati scoperti 1.600 pacchetti di sigarette, tutti sprovvisti del bollino del Monopolio di Stato. Oltre al sequestro della merce e ad una denuncia, la donna dovrà anche pagare 160.000 euro tra dazi doganali e sanzioni per il tabacco di contrabbando. Appena una decina di giorni fa, sempre all'aeroporto, un passeggero proveniente dalla Cina era stato fermato con un quintale di pesce avariato e altri alimenti in stato di decomposizione nei bagagli, merce probabilmente destinata alla commercializzazione che era stata sequestrata e distrutta. Aveva tentato di rubare in un supermercato del Lido di Jesolo merce per un valore di 15 euro. Fermato dagli agenti dell'antitaccheggio del locale, il 34enne, fino a quel momento incensurato, di origine moldava, nel tentativo di scappare aveva però aggredito, oltre alla guardia giurata, pure una commessa, strappandole dal collo una catenina. Subito sul posto i carabinieri, allertati, la merce restituita al rapinatore, arrestato con l'ipotesi di reato di tentata rapina impropria e danneggiamento. Giovedì pomeriggio scorso è accaduto il fatto. Oggi l'udienza di convalida presso il Tribunale di Venezia, conclusasi con l'arresto ma l'immediata remissione in libertà in considerazione del suo stato di incensuratezza, con udienza aggiornata al mese di luglio. Siamo alla politica verso il congresso regionale della Lega di sabato prossimo. Alberto Stefani molto probabilmente se la vedrà contro Franco Manzato. È atteso il passo indietro di Roberto Marcato. È l'attuale commissario veneto del Carroccio. Stasera sarà ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Io non guardo mai quello che fanno gli sfidanti, guardo quello che posso fare io per questo movimento. Io non mi candido contro qualcuno, ma mi candido per un progetto. All'avversario che ci sarà da domani cosa dice? Ma io parlo ai militanti, non ai miei avversari. Gli avversari sono sfidanti, perché poi dentro un partito non mi piace usare termini negativi, ma sicuramente sono persone con cui ho un buon rapporto e sono sicuro che dal giorno dopo il partito lavorerà unito. Fra poche ore saprà con chi dovrà sfidarsi ufficialmente, anche se gli scommettitori danno ormai Franco Manzato certo come suo avversario per la guida del Carroccio regionale e Roberto Marcato verso un passo indietro che solo fino a un mese fa sembrava impensabile. Ma la manovra del Carroccio trevigiano per lanciare l'ex sottosegretario di Oderzo, in serata un vertice clou al K3 di Villorba, sembra almeno apparentemente non interessare molto il commissario della Lega, che negli ultimi mesi ha dovuto parare numerosi colpi anche durissimi dai territori, tramutatisi in polemiche ed espulsioni. Le polemiche ci sono sempre state. Se noi andiamo a vedere i congressi precedenti, mi ricordo scene di gran lunga peggiori rispetto a queste, e poi è normale che un congresso apra una fase di dibattito all'interno del partito. Resta da capire dove finirà il bacino di voti di Marcato, ma su questo è una sfinge il trentenne deputato padovano, sindaco di Borgo Ricco, espressione della Lega di governo, anche se su questa definizione non si trova d'accordo. E dà fastidio quando la chiamano salviniano? Assolutamente no, perché credo che siamo tutti salviniani, siamo tutti zaiani. Siamo in un partito in cui Salvini è il segretario federale e Luca Zaia è il presidente della regione, stravotato dall'80% dei veneti. Per noi sono assolutamente un orgoglio e per la Liga Veneta è assolutamente un orgoglio. Intanto Stefani ha già scaldato i motori per sabato, postando su Facebook i 15 punti del suo programma da segretario, anche e soprattutto per ricucire quei rapporti territoriali deteriorati da tempo. Tra questi, la nascita della giornata del militante, il segretario in sede regionale ogni venerdì per ascoltare tutti i leghisti dai vertici alla base. E poi l'organizzazione annuale di una festa regionale della Lega, coinvolgendo tutte le province, e un notiziario mensile con le attività di parlamentari ed europarlamentari, ma anche sindaci e consiglieri regionali, così che i militanti sappiano cosa si fa e possano avanzare suggerimenti. Altro fronte, costruire il partito e la classe dirigente del futuro. Ecco allora i punti sulla creazione di una scuola di formazione tecnica e politica della Liga Veneta. Infine, l'identità.
cicli di serate sulla storia del Veneto e del popolo veneto e un tour da organizzare città per spiegare a tutti l'importanza dell'autonomia. Siamo alla pubblicità, linea alla regia, ci vediamo tra poco. TG Venezia, ben ritrovati, ripartiamo dalla dunata triveneta degli alpini a Belluno, record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est. La casa degli alpini è Media Nord-Est. Anche la dunata triveneta di Belluno ha confermato il trend che contraddistingue il nostro gruppo. Ancora record di ascolti per Media Nord-Est, che ha raccontato tutto lo sfilamento di Belluno in diretta a partire dal sabato, per poi far registrare picchi di ascolto assoluto durante il passaggio delle penne nere del Veneto domenica. Un evento, quello di domenica, seguito sulle nostre reti da quasi 1 milione di spettatori per oltre 15 ore di diretta nel weekend. Questo significa che i telespettatori hanno scelto ancora noi per vivere le emozioni di Belluno, confermando Antenna 3 e Rete Veneta la vera casa degli alpini e facendo segnare un altro storico unplan per Media Nord-Est, capace di confermarsi come gruppo di emittenti TV leader per distacco sulla concorrenza in tutti i grandi eventi. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo sul web con messaggi da Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Germania e Austria. E allora, come sempre, grazie alpini, grazie a tutti i tecnici, ai giornalisti, agli operatori, alla regia, ma soprattutto grazie a ognuno di voi. A Venezia ora con l'appuntamento Art Night, l'iniziativa che unisce tutte le grandi istituzioni culturali cittadine. Sono 161 gli eventi in programma. Alla chiesa di San Giovanni e Paolo visite a lume di candela guidate dai padri domenicani, lezioni di Pilates sulla terrazza del Fondaco, laboratori per bambini alla sede Ca' Foscarina di San Sebastiano, persino una caccia al tesoro in campo Santa Maria Formosa organizzata dalla Fondazione Querini Stampalia e dal Museo di Palazzo Grimani. Dalla Punta della Dogana a Piazza San Marco, dai musei civici al Conservatorio Benedetto Marcello, i cui concerti sono culminati a luna di notte col poema sinfonico per 100 metronomi di Giorgi Ligeti, e in pratica tutta Venezia che ha partecipato alla 12ª edizione di Art Night, la notte dell'arte, organizzata dall'Università di Ca' Foscari in collaborazione col Comune e la Regione. Abbiamo invitato un artista rifugiato per una performance, abbiamo invitato moltissimi studenti a partecipare sia nella progettazione che come volontari, ne abbiamo più di 100, una notte anche molto emotiva. Cultura e divertimento, uniti attraverso le grandi istituzioni veneziane, hanno animato calli, campielli e palazzi con 161 eventi ed una partecipazione intensa di veneziani e turisti per una manifestazione da tempo entrata nel calendario ufficiale delle notti dell'arte europee. Si chiamano Sprint e Salta, Corri e Soga, le due iniziative per un'estate all'insegna dello sport e dell'inclusività a Venezia. Dall'8 giugno al 30 settembre, oltre 200 eventi gratuiti per la promozione di una pratica sportiva inclusiva a tutto campo, finanziata dal Comune di Venezia grazie a fondi europei per 170.000 euro. Da un lato c'è Salta Corri Soga, 35 tra specialità sportive e attività motorie, con 122 eventi proposti da 57 associazioni, con discipline che variano tra gli altri dal calcio alla voga alla veneta, dal basket alla scherma, dal pattinaggio al karate. È un progetto che è arrivato al 3° anno e che vuole dare la possibilità alle associazioni sportive di fare attività sportiva nelle aree pubbliche, nelle aree aperte del nostro comune. Questo per fare in modo sia loro di farsi promozione, ma anche per fare promozione sportiva con i cittadini. Il progetto Sprint, acronimo di Sport, Partecipazione, Relazione e Inclusione nel Territorio, è invece una novità dedicata a chi ha più di 65 anni e a persone disabili. 24 associazioni propongono 87 corsi, dal tennis alle bocce, dalla danza all'ippica, dalla ginnastica allo yoga. Cerchiamo di coinvolgere queste persone in attività in maniera che durante l'estate possano passare qualche giornata, qualche ora all'interno degli impianti sportivi, quindi magari anche in un luogo sicuro, al fresco e magari anche insieme ad altre persone, che fa sicuramente bene. È tutto per questa edizione di TG Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Dopo di noi TG Treviso. Arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, sole e afa in aumento. È la prima vera ondata di caldo della stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 20 giugno. Sul Veneto bel tempo con tanto sole, spazi di sereno e solo qualche modesto addensamento, specie in montagna, dove non si escludono alcuni locali fenomeni nelle ore pomeridiane. Temperature, come detto, in aumento e sopra la media del periodo, minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi o al massimo velato, ma comunque non sono attese piogge. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà abbastanza soleggiato e le nubi rimarranno generalmente innocue. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.